Nicola Dell'Acqua, direttore di Veneto Agricoltura. Siamo a un appuntamento annuale oggi sulla presentazione dei primi dati. Che cosa è emerso? Sì, come tutti gli anni Veneto Agricoltura, soprattutto verso gennaio, riesce a produrre questi dati economici sull'agricoltura, sull'andamento dell'attività agricola. Cosa sta accadendo? Sta accadendo quello che 2 anni fa dicevamo. I dati economici sono soprattutto concentrati sulla pandemia. Come ha reagito l'agricoltura alla pandemia? Beh, in questo momento ha reagito molto bene. È il settore, a nostro parere, che più è riuscito a contrastare la pandemia anche durante il periodo proprio della piena malattia. Quindi ci troviamo di fronte a dei dati che stanno crescendo, a un'agricoltura che ha tenuto e sta migliorando. Certo sono chiari e scuri, ci sono soprattutto per alcuni settori chiari come l'oreca, cioè che a noi ci interessa quanto l'agriturismo, insomma, all'interno di questo settore ci sono stati dei momenti veramente drammatici che però hanno ripreso, stanno riprendendo bene e stanno sostenendo anche l'occupazione. Basti pensare che l'occupazione in agricoltura aumenta l'occupazione giovanile, che è il contrario di quello che sta succedendo in tutti gli altri settori economici. Qual è l'impegno di Veneto Agricoltura nel analizzare il passato ma anche dare prospettive future, diciamo? Beh, per sostenere questo percorso l'innovazione è fondamentale. Veneto Agricoltura per la Regione Veneto è l'azienda che svolge innovazione. Cosa vuol dire svolgere innovazione in agricoltura? Vuol dire sostanzialmente fare tutte quelle prove varietali, quelle prove di coltivazione, quelle prove culturali in maniera tale che l'agricoltore non sbagli, cioè sbagliamo noi per lui, cioè cerchiamo di vedere quali sono le migliori tecniche utilizzabili, poi insieme alle associazioni degli agricoltori cerchiamo di metterle in campo. Ricordo che l'innovazione di Veneto Agricoltura non è un'innovazione scientifica, è un'innovazione in scala 1 a 1, cioè noi realizziamo quello che la scienza ci dice di fare. Facciamo degli errori, ma li facciamo al posto degli agricoltori, diamo delle soluzioni all'agricoltura. Secondo me è ottimo, grazie mille.